L'analisi dei dati Covid fatta dal commissario dell'ASP di Agrigento, dottor Zappia, continuando così la Sicilia presto sarà zona arancione. Un incontro si è svolto ieri tra il sindaco e i vertici dell'ASP, i dirigenti scolastici per l'emergenza della scuola Covid in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico. Il consigliere comunale Cantone replica all'assessore Picarella sui fondi della tassa di soggiorno destinati agli spettacoli estivi. Continuano gli spettacoli delle Albe che stanno riscuotendo un grande successo di pubblico. Domenica alle 5 del mattino, ultimo spettacolo a cura dell'attore Gaetano Aronica. Il prossimo 5 settembre uno spettacolo di beneficenza per Emergency, organizzato dal Centro Guttuso. L'Akragas al via domani il primo incontro ufficiale all'Esseneto, valido per la Coppa Italia con il Casteltermini. Bentornati con l'informazione di TV Notizie. L'analisi dei dati Covid relativa ai contagi che si sono registrati in Sicilia e nell'Agrigentino è stata fatta dal commissario dell'ASP di Agrigento, dottor Mario Zappia, e in parte dovuti all'incremento dei turisti arrivati nell'isola provenienti da diverse destinazioni. Per Mario Zappia, se continuerà così questo trend, l'isola passerà presto a zona arancione. Ultimo appuntamento di agosto con l'aggiornamento dell'andamento della pandemia nella nostra provincia, ma diciamo più in generale in Sicilia. Io vorrei iniziare facendovi vedere il grafico della situazione della Sicilia, perché è da un po' che sentiamo zona gialla, zona arancione, sì, no, tutte queste perplessità che vengono manifestate con notizie discordanti l'una dall'altra. Io come sempre vi faccio vedere i dati. Se voi guardate i dati delle terapie intensive della Sicilia paragonate al resto dell'Italia e della degenza ordinaria paragonata al resto dell'Italia, noi siamo all'11% per terapie intensive rispetto all'Italia che è al 6%, sapete che il limite è il 10%, noi siamo all'11%, sempre in crescita, e la degenza ordinaria siamo al 20%, quando il limite è il 5% e il resto dell'Italia è al 7%, quindi se vi interrogate sulla zona gialla penso che serva poco, perché così sta nei numeri e nei fatti quelli che noi abbiamo purtroppo subito, perché in questo momento sappiamo che il numero di turisti, di assembramenti della nostra bellissima Sicilia, diciamo tutta zona turistica, portano a questo risultato. La cosa che vi dico è che se l'andamento è questo, ovviamente se continuassimo così, se continueremo così, andremo all'arancione e questo diventa veramente un problema. Ma il grafico non finisce qua, lo stupore del grafico, perché se voi guardate un altro grafico che vi ho fatto vedere spesso per farvi vedere l'incremento dei casi, percentuale dei casi nella settimana rispetto all'incidenza, cioè 9 casi per 100.000 abitanti, vi ricordate che la Sicilia sembra un quadratino rosso e siamo stati ai primi posti per un bel po' di settimane. Stavolta con stupore, appena aperto questo grafico, cercavo la Sicilia. La Sicilia sarà andata in qualche posto più virtuoso, è completamente fuori scala perché è andata al di là di tutti i parametri di questo grafico, e chiaramente anche questo fa il paio con quello che vi dicevo prima. Infatti il numero di casi in Regione Sicilia abbiamo un incremento percentuale del 3,9% che va al di là, qua il massimo è il 3%, e una prevalenza di 355 casi a settimana che va al di là dei 250, che sono quelli al di là dei quali scatta la zona rossa. Quindi dal numero dei casi solamente già siamo in zona rossa. Sapete bene che poi questo viene accoppiato anche al discorso della percentuale dei posti letto, e anche qui abbiamo visto che siamo messi male, quindi vi devo dire che quello che vediamo in questo momento non è sicuramente incoraggiante. Siamo a record di tutti i record, anche per numero di casi assoluti e per numero di casi per 100.000 abitanti, con riferimento all'ultima settimana, siamo abbondantemente oltre i 250, come avete visto. Quindi andiamo ad Agrigento. Agrigento la situazione, diciamo che continua a essere, superiamo di settimana in settimana ogni record, il Epiderma ha superato i 2000 casi, e i vaccini, e questo è il punto su cui vorrei concentrarmi, perché sul resto delle cose, ovviamente sui turisti, sugli assembramenti,
sul numero di nuovi casi che scaturiscono da tante variabili, non possiamo fare nulla. Come azienda sanitaria possiamo impegnarci a garantire quelli che possono essere i posti letto e i vaccini. I vaccini, abbiamo fatto un appello affinché voi vi sensibilizzaste a vaccinarvi, perché avevamo visto un attimo una risalita dopo il 15 agosto, che fisiologicamente penso che per Ferragosto pochi di noi hanno pensato di farsi vaccinare. Abbiamo avuto un'altalena con dei numeri importanti che mai sono arrivati ai 5.000 casi come eravamo prima, ma si sono attestati intorno ai 2.000-2.500. Stiamo riprendendo la china. Ho girato in questi giorni anche i vari hub, e sentire un hub come quello di Sciacca che fa 140 casi, o quello di Agrigento che fa 250 casi quando ne possono fare 1.000 e 3.000 ciascuno rispettivamente, capite bene che non è una bella cosa. Allora cosa stiamo facendo per questo? Abbiamo, in ottemperanza a quanto raccomandato, anzi disposto con ordinanza dal Presidente della Regione, abbiamo attivato in tutti quei comuni che abbiamo fatto vedere la volta scorsa avevano un'incidenza più bassa di immunizzati rispetto ai vaccinati, sono immunizzati significa che hanno fatto prima e seconda dose. Quindi per i comuni in cui chi ha fatto prima e seconda dose sono al di sotto del 60%, noi abbiamo l'obbligo di andare lì, concordare con i sindaci, con il direttore del distretto, con i medici di medicina generale e i pediatri le modalità più utili affinché la maggior parte delle persone si vaccinano, cosa che è stata fatta. E intanto in materia di Covid-19 e di vaccinazioni un importante incontro si è svolto tra il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, responsabili dell'ASP e i dirigenti scolastici in vista dell'apertura del prossimo anno scolastico sui comportamenti da adottare per gli studenti e i professori. Ha seguito per noi l'evento Giovanna Neri. Sindaco, oggi incontra i dirigenti scolastici per poter decentralizzare le vaccinazioni e dare una spinta in più. Sì, abbiamo una percentuale ancora non accettabile per quanto riguarda il tasso vaccinale agrigentino, siamo al 61%, possiamo fare molto di più. L'esperimento che ho voluto fare a Giardina Gallotti, dove in 2 mattinate abbiamo vaccinato tutta la restante popolazione e di Giardina e di Montaperto, ha funzionato. La scuola ci ha dato i locali, l'ASP a disposizione del personale, i medici di famiglia sono stati collaborativi al massimo ed è riuscito benissimo. Quindi voglio ripetere l'esperimento anche nel resto dei quartieri della città, in modo tale che grazie ai dirigenti scolastici e grazie anche ai medici curanti, con l'apporto sempre dell'ASP, possiamo aumentare il tasso vaccinale. Sicuro all'ASP porre ripari un incontro con i dirigenti scolastici? Sì, un incontro non solo con i dirigenti scolastici, ma anche con l'autorità dell'ente locale, con il sindaco e soprattutto con i medici di famiglia. Sia i medici di famiglia che si occupano delle famiglie degli adulti, ma soprattutto con i pediatri. Ho pensato che fosse necessario un coinvolgimento maggiore dei pediatri che possono incidere in maniera più autorevole su quella fascia 12-18 anni, ma soprattutto 12-14 anni, che in questo momento mostra un limite in quella che è la percentuale di vaccinazione. D'accordo con il sindaco, noi abbiamo già fatto una sperimentazione con Giardina Gallotti, abbiamo visto che c'è stata una buona ricezione. Contestualmente adesso su Porto Empedocle ho incentivato l'attività pure vaccinale, soprattutto su queste fasce. Qui su Agrigento farò in modo, insieme al sindaco, che soprattutto i ragazzi, ma anche quella parte di personale docente e ATA che ad oggi ha avuto delle difficoltà a vaccinarsi, possa essere vaccinata in maniera tale da poter garantire un perfetto inizio delle attività scolastiche. Quindi vaccinazioni che avverrebbero direttamente a scuola? No, a scuola no, perché dobbiamo garantire la sicurezza, quindi noi adesso decideremo, le potremo fare sia per quanto riguarda le nostre strutture, quindi il PTA, al vecchio poliambulatorio o qui soprattutto al lab, dove possiamo garantire una corsia preferenziale a qualsiasi orario, ma soprattutto adesso magari posso lanciare un'ipotesi. Con il sindaco stiamo pensando di organizzare anche un punto vaccinale serale notturno all'inizio nei luoghi dove c'è la movida dei ragazzi, quindi magari anche all'inizio di Via Atenea,
fra mezzanotte, intorno a mezzanotte, dalle 20 alle 24, per poter prendere sempre il maggior numero di ragazzi che possano essere vaccinati. Più sicura si punta alla vaccinazione, oggi un incontro particolare. Ma noi accogliamo di buon grado l'iniziativa delle istituzioni preposte, l'ASP nella persona del dottore Marchica e l'ente locale nella persona del sindaco dottor Miccichè, perché indubbiamente già siamo impegnati, diciamo, da questo mese nella predisposizione di tutte le attività affinché l'attività didattica si svolga in presenza quest'anno e nella massima sicurezza. Pertanto quella parte col personale scolastico, diciamo che grosso modo siamo ad una percentuale abbastanza alta di vaccinati. Naturalmente lavoriamo per far sì che insomma la copertura sia totale. Per quanto riguarda gli alunni, è chiaro che alcuni già sono vaccinati, altri io penso che potranno essere assolutamente incentivati da questa campagna che si sta aprendo adesso. Noi dal canto nostro, all'interno delle classi, attraverso il personale, nella persona dei dirigenti scolastici, faremo sin dal primo giorno opera di sensibilizzazione, perché crediamo che sia un atto di responsabilità individuale che incide anche naturalmente nell'interesse collettivo e quindi che coniuga perfettamente diritto alla salute e diritto all'istruzione. Dottore, quanto è importante vaccinare i ragazzi dai 12 anni in poi? Ma per noi le vaccinazioni sono una mission. Noi pediatri privilegiamo sempre la prevenzione rispetto alle cure, per cui siamo sempre stati favorevoli a tutte le forme di vaccinazione dalla prima infanzia a seguire. Ovviamente in questo periodo emergenziale ci ritroviamo in questa situazione veramente terribile, dove soprattutto con questa variante Delta la propagazione dell'infezione è diventata veramente preoccupante, e quindi è importante vaccinarsi e soprattutto vaccinare tutti quelli che si possono vaccinare. Quindi si è predisposto e si è programmato di vaccinare anche i giovani dai 12 anni compiuti in poi, ovviamente quelli che sono nelle condizioni di poter essere vaccinati, questo per prevenire l'infezione, ma soprattutto per fare in modo che attraverso la loro protezione si possa limitare e bloccare la propagazione del virus e garantire, se si spera, un anno scolastico che sia, diciamo, più sereno e più tranquillo rispetto a quello che ha visto i ragazzi lontani dalle classi e impegnati in questa attività didattica a distanza, che non ha visto i frutti che possono dare invece la frequentazione della classe. Questo, diciamo, è importante, ma è importante pure, diciamo, riuscire a bloccare questa infezione e riuscire a limitare con un vaccino che sembra essere assolutamente sicuro e privo di effetti collaterali, diciamo, la gran massa della popolazione, raggiungere quel famoso protezione immunità di gregge che può garantire una prosecuzione tranquilla per tutti. E si è discusso di emergenza anche a Enna, la dirigenza scolastica nell'emergenza Covid. Questo è il tema di un seminario propedeutico all'avvio dell'anno scolastico organizzato regionalmente dalla FLC CGIL Sicilia, che si è tenuto a Enna lo scorso 25 e 26 agosto. La dirigenza scolastica nell'emergenza Covid, e questo è il tema del seminario propedeutico all'avvio dell'anno scolastico organizzato dalla FLC CGIL Sicilia ad Enna mercoledì 25 e giovedì 26 agosto. Al centro dei lavori la tavola rotonda sulle problematiche relative al ritorno a scuola. A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico sono ancora tante le perplessità manifestate dai nostri dirigenti scolastici alla luce del fatto che mancano delle indicazioni chiare e definite da parte del governo rispetto alle procedure da adottare nelle scuole. In queste 2 giornate di confronto anche con le istituzioni abbiamo cercato di dare delle risposte alle tante richieste di chiarimenti di perplessità rappresentate dai nostri dirigenti scolastici. Al di là della polemica legata al vaccino e al Green Pass, rispetto al quale il nostro segretario nazionale Landini oggi si è espresso in modo molto chiaro ed inequivocabile sulla stampa, noi riteniamo altrettanto importante il tema delle risorse economiche. Poche quest'anno quelle messe in campo, soprattutto risorse che non garantiscono l'organico Covid per tutto l'anno scolastico e non fino al 31 dicembre 2021, perché con quell'organico i dirigenti scolastici possono sdoppiare classi numerose, che sono tantissime quest'anno in Sicilia, e quindi ridurre il numero degli alunni per classe e garantire quel distanziamento che è fondamentale per fronteggiare l'emergenza pandemica che non sappiamo fino a quando durerà ancora.
Nel frattempo, l'ufficio scolastico regionale è al lavoro per supportare le scuole. Per l'avvio dell'anno scolastico 2021-22 l'Ufficio Scolastico Regionale per Sicilia, come lo scorso anno, sta cercando di supportare le scuole in questo avvio che è complesso sicuramente, rappresenta una nuova sfida. Devo dire che rispetto allo scorso anno partiamo da una base importante, abbiamo l'88% del personale scolastico che ha ricevuto la prima dose e quindi già sicuramente rafforza ancora di più le condizioni di sicurezza e naturalmente sia degli alunni sia naturalmente del personale scolastico e rappresenta una buona base di partenza. Nell'ambito di questo importante dato il Ministero dell'Istruzione ha stanziato proprio ieri circa 23 milioni di euro per quanto riguarda l'edilizia scolastica e affitti e noleggi e quindi andranno sicuramente a risolvere alcune criticità nell'ambito appunto degli spazi aggiuntivi che sono necessari per il distanziamento, quindi per garantire questo distanziamento che è raccomandato. E poi naturalmente noi come ufficio scolastico nei prossimi giorni faremo una conferenza di servizio con i dirigenti scolastici per dare delle indicazioni ma soprattutto per ascoltare le riflessioni, osservazioni, le criticità e naturalmente cercando di dare delle risposte per garantire a tutti un rientro in presenza e in sicurezza. La CGIL Sicilia chiede chiarezza sul Green Pass e interventi strutturali per rilanciare l'istruzione al sud. Noi abbiamo la necessità che ci sia chiarezza su tutti i temi relativi alla sicurezza, perché il fatto che ad oggi non si capisca bene il ruolo e la funzione che si voglia dare al Green Pass per noi è un fatto grave ed alimenta solo confusione negli istituti scolastici. Così come è importante che ci sia il rifinanziamento delle somme che attengono il raddoppio degli insegnamenti per sdoppiare le classi, per evitare il sovraffollamento delle classi e poi servono quegli investimenti strutturali che noi abbiamo sempre rivendicato affinché davvero si possano dare quelle risposte sul termine dell'edilizia scolastica, sul termine della digitalizzazione e noi pensavamo, e questo è il nostro auspicio, che l'insegnamento della pandemia determinasse davvero quel cambio politico, soprattutto per quanto riguarda la scuola e la formazione, che poteva davvero determinare un nuovo modello dell'istruzione. Purtroppo così non è stato, la pandemia la si sta affrontando solo nell'emergenza senza provare a dare risposte in termini strutturali e io quindi credo che davvero che a partire da ora c'è la necessità di un cambio di passo e noi rivendichiamo al governo regionale e al governo nazionale quelle scelte necessarie per rilanciare l'istruzione. E poi c'è il grande tema dell'istruzione e del ruolo della funzione dell'istruzione nel Mezzogiorno. La Sicilia è quella regione dove c'è il più alto tasso di dispersione scolastica e noi non possiamo più accettarlo. Ci sono tante e troppe diseguaglianze e quindi c'è la necessità di un grande investimento soprattutto nel Mezzogiorno e quindi il nostro auspicio è che le risorse che sono previste dal PNRR, ma non solo, vengano spese in maniera adeguata. Anche il vice segretario del Partito Democratico Giuseppe Provenzano chiede direttive certe sul Green Pass e attacca il governo regionale sulla gestione delle vaccinazioni. E sempre in materia di sanità interviene oggi l'onorevole Pullara. Anche l'ospedale Barone Lombardo è un ospedale da campo, a rischio i pazienti. Gli ospedali agrigentini per l'onorevole Pullara sono al decadimento, non solo il San Giovanni di Dio sotto organico, ma anche i presidi della provincia, tra cui quello di Licata, come il Barone Lombardo di Canicattì, dove in estate e in piena pandemia ci sono problemi seri. Una storia insomma fatta di tante ombre, quella dell'ospedale di Canicattì. Per l'onorevole Pullara si è al collasso, il pronto soccorso in grave sofferenza, anche i reparti, la carenza cronica di personale ha messo anche in ginocchio le prestazioni nei vari reparti. E intanto i boom di contagi in Sicilia, che da lunedì, ricordiamo, torneremo in zona gialla, 1681 i nuovi casi di persone contaminate. Ho appena firmato una nuova ordinanza che porta la Sicilia in zona gialla e la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione, sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi. È il ministro della Salute Roberto Speranza ad annunciare ufficialmente il passaggio dell'isola in zona gialla, un passaggio che avverrà lunedì prossimo. Secondo il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, dalle tabelle aggiornate al 24 agosto la Sicilia risulta aver superato la soglia dei ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive, non rispettando quindi i parametri fissati che prevedono che il tasso di occupazione dei letti in area medica non vada oltre il 15% e in terapia intensiva oltre il 10%. È automatico così il passaggio della regione siciliana in zona gialla.
La Sicilia inoltre è classificata a rischio moderato, ma con un'alta progressione di escalation nei prossimi 30 giorni e la curva dei contagi non accenna ad appiattirsi, anzi è il nuovo boom di casi. In Sicilia sono 1681 positivi registrati nelle ultime 24 ore, in 584 in più di giovedì, in aumento anche i ricoveri, quelli nei reparti di degenza ordinaria sono 778, 26 in più. Erano 752, mentre in terapia intensiva il dato è lo stesso di giovedì, 103 ricoveri anche se si registrano 8 nuovi ingressi, 11 decessi che fanno salire il numero totale delle vittime a 6.285. La regione siciliana comunica che i deceduti dichiarati si riferiscono ai seguenti giorni: 3 al 26 agosto 2021, 7 al 25 agosto e 1 al 24. Cresce comunque la percentuale di incidenza giornaliera al 7,4%. L'Isola è ancora la regione con l'incremento giornaliero più alto di nuovi casi in Italia. Dietro ci sono Toscana, Emilia-Romagna e Veneto. Ad oggi contagiati sono 26.525. Proseguono intanto nel palermitano gli appuntamenti del vaccino tour, che nei prossimi giorni porterà i medici e gli infermieri della struttura commissariale a vaccinare a Valle d'Olmo, Trappeto, Bolognetta, Belmonte, Mezzagno. Non dobbiamo solo vaccinarci tutti, ma anche vaccinarci presto, dice il commissario Covid di Palermo Renato Costa, in vista della fine delle vacanze, di un ritorno a scuola e al lavoro che comporterà più spostamenti, più contatti e dunque più rischi. Speriamo che la popolazione risponda numerosa e raccolga il nostro invito a proteggersi. La zona gialla in Sicilia, decisa dal ministro per la salute, che ho sentito poco fa al telefono, non coglie di sorpresa nessuno. È purtroppo il risultato del fatto che nell'isola negli ultimi mesi, da un lato, si è verificata un'intensa propaganda contro il vaccino, dall'altro è arrivato un ingente flusso di turisti, per la fortuna dei nostri operatori, direi. Non cambia molto col giallo, ma il passaggio di colore deve suonare come un campanello d'allarme. Così invece il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, commentando il provvedimento del ministro Speranza: mi aspetto che i siciliani non vaccinati contro il Covid, prosegue ancora Musumeci, sentano la priorità di dare corso a questo dovere civico. Cos'altro deve accadere perché si convincano? Se nella terapia intensiva dei nostri ospedali vanno quasi tutti non vaccinati, si vuole finalmente prendere contezza della necessità di proteggersi. La mia ordinanza sulla vaccinazione nei 55 comuni più esposti è operativa. Valuterò domani se estenderla a tutti i centri sotto i parametri di immunizzazione, a prescindere dalla diffusione del contagio. Non si può subire ancora l'egoismo di una minoranza e l'ipocrisia di qualche politico alla ricerca di facile consenso. Dobbiamo tutti a presto tornare alla vita normale. Mascherine così obbligatorie anche all'aperto e un limite di 4 commensali al tavolo del ristorante. E quanto cambia nella sostanza da lunedì 30 agosto in Sicilia col passaggio in zona gialla. Le nuove norme del decreto Covid sono state approvate lo scorso 21 aprile dal governo Draghi. Ma cosa cambia adesso veramente in Sicilia? In tutta Italia è stato abolito il coprifuoco, che quindi non è più valido neppure in zona gialla, e gli spostamenti sono liberi sia tra comuni che tra regioni. I ristoranti sono aperti sia al chiuso che all'aperto, ma il limite di commensali al tavolo è di 4 persone, regola che secondo Antonio Cottone, presidente di Fipeconfcommercio Palermo, comporterà una notevole diminuzione del fatturato. All'aperto il servizio può essere offerto a tutti, il Green Pass è indispensabile per l'accesso ad una serie di attività e servizi: piscine, palestre, centri termali, cinema, teatri, parchi a tema, congressi e fiere. Cambiano anche le regole per le mascherine, che restano obbligatorie sia all'aperto che al chiuso. In zona gialla sono aperti cinema, teatri e musei, le sale da concerto. La distanza di sicurezza tra gli spettatori è di almeno 1 metro, la capienza delle sale non deve superare il 50% del totale. Si prevede un massimo di 1000 persone all'aperto e 500 negli spazi chiusi e bisogna sempre indossare la mascherina. Restano chiuse le discoteche, come in zona bianca, dove sono autorizzati i servizi di bar e ristorante, ma non è possibile ballare in pista. E passiamo alla politica di Agrigento. Il consigliere comunale di Forza Italia, Carmelo Cantone, replica l'assessore comunale Francesco Picarella sui fondi della tassa di soggiorno destinati agli spettacoli estivi. Un comunicato stampa di Forza Italia e dei consiglieri comunali per ribadire l'inutilità del finanziamento verso alcune iniziative turistiche intraprese dall'amministrazione attiva. La replica dell'assessore Picarella, ma lei vuole precisare alcune cose. Assolutamente sì, perché leggo stamattina delle dichiarazioni assolutamente fuorvianti che meritano una precisazione.
Nei mesi trascorsi abbiamo cercato con ogni modo, svolgendo il nostro ruolo di opposizione costruttiva, quindi da amministratori di opposizione costruttiva, di collaborare, di renderci disponibili, di sederci ai tavoli. Abbiamo partecipato a tanti tavoli, eccetera. Io stesso, che non ho né produco spettacoli di alcun genere, ho promosso con la Quinta Commissione, con i colleghi della Quinta Commissione, un cartellone teatrale, cartellone quindi non spettacolo, un cartellone coinvolgendo tutte, sottolineo tutte le compagnie teatrali di Agrigento, e per finanziare il quale ci volevano poche migliaia di euro, suggerivo di utilizzare i fondi regionali, quindi un patrocinio, qualcosa, non la tassa di soggiorno, ma ad una riunione della consulta avvenuta a fine luglio, quindi ci viene proposto un altro programma completamente differente al quale ci siamo opposti. Erano spettacolini nei borghi, quindi non più teatro, del quale riconosco e ribadisco la validità sociale, l'evoluzione che ha avuto negli ultimi anni, soprattutto nell'incremento turistico, ma sicuramente gli spettacoli fatti ad agosto non erano il massimo, soprattutto se veniva utilizzata la tassa di soggiorno, che ricordo a me stesso è una tassa di scopo che va utilizzata praticamente per scopi ben precisi, per le migliorie turistiche. Noi sottolineiamo che cercavamo di avere, tramite un assessore della Giunta Miccichè, un finanziamento regionale. Abbiamo subito fatto presente che spendere la somma in quella riunione di fine luglio di 100.000 euro per spettacoli nei quartieri, senza un bando, senza un'adeguata pubblicità, senza conoscere il criterio di scelta degli artisti e delle manifestazioni, non rispettava i principi di trasparenza che alla quale un'amministrazione deve attenersi. Nessun ritorno per i turisti né per la collettività cui i soldi della tassa di soggiorno sono destinati. Abbiamo chiaramente detto che i soldi della tassa di soggiorno vanno spesi per beni e servizi ai turisti, non per finanziare iniziative culturali volute dagli assessori. Ci è sembrato giusto segnalare che gli spettacoli in questione potevano farsi ugualmente con finanziamenti regionali, possono fare quello che vogliono, come ci era stato prospettato antecedentemente. Quando noi abbiamo deciso di prendere distanza da questa amministrazione col ritiro dell'assessore Scinda in giunta, come contropartita abbiamo chiesto solo di valutare le urgenze, le cose serie di questa città, le urgenze, davamo la nostra disponibilità. E invece si continua a non dare una discontinuità, a non fare cessare questo stato di cose. Agrigento non ha bisogno di una politica degli scaricabarile, ma di una giunta capace di farsi interprete delle vere esigenze del territorio. Purtroppo ancora oggi a prevalere sono ancora una volta personalismi intollerabili o metodi politicamente inappropriati, uniti a tentativi troppo tardivi di scaricare ad altri le responsabilità. Concludo dicendo che il gruppo di Forza Italia, dei consiglieri comunali di Forza Italia, è pronto a qualsiasi confronto col capo dell'amministrazione, nella sede che egli riterrà opportuna. E sempre sulla politica regionale si è conclusa la festa dell'unità del Partito Democratico che si è svolta a Marina di Ragusa. 1 o 2 giorni di incontri, dibattiti con esponenti nazionali del partito, deputati regionali e amministratori locali e dirigenti. Si è anche discusso sul futuro politico del partito in Sicilia. C'è il servizio. Festa regionale del Partito Democratico, i vertici regionali di averla assegnata a Ragusa. Questo è indice della fiducia e del buon lavoro fatto dal Partito Democratico della Federazione di Ragusa. Il format scelto per questa festa è un po' diverso da quello tradizionale a cui siamo abituati. Non ci sono eventi musicali, non ci sono eventi culinari, è una festa in modalità Covid. La festa è organizzata per tavoli tematici, affrontano argomenti di grosso interesse, sia di carattere nazionale sia di carattere regionale, dai temi dello sviluppo al PNRR, ai temi più caldi dell'attualità siciliana, sanità, emergenza rifiuti, emergenza incendi. I tavoli tematici a cercare di proporre, di fare una proposta che è la proposta che il Partito Democratico vuole portare avanti
per il futuro, una proposta che deve essere alternativa a quello che oggi rappresenta invece il malgoverno della regione siciliana. Un governo, anzi un malgoverno di destra non riesce assolutamente a soddisfare e a risolvere i problemi. Ci apprestiamo da qui in avanti a future elezioni che sono importanti anche a livello locale. A ottobre qui in questa provincia andremo al voto al comune di Vittoria, un comune che ultimamente è stato sciolto per mafia, dove noi siamo pronti a prendere, anzi a riprendere, perché l'abbiamo guidato per 60 anni quel comune, e siamo pronti a riprendere la guida di un comune fondamentale, importantissimo per questa provincia e per tutta la Sicilia. Dopo le amministrative lavoreremo e cominceremo a lavorare per le elezioni regionali, dove chiaramente dobbiamo e vogliamo essere alternativi al malgoverno delle destre, e subito dopo lavoreremo anche sul livello nazionale. Quindi un partito pronto. Siamo radicati in tutto il territorio, lo siamo con i valori del centrosinistra, con i valori progressisti, e chi ci conosce lo sa l'animo che noi e la passione e la dedizione che mettiamo per questa terra e per il Partito Democratico. Sono certo che la proposta del Partito Democratico sarà la proposta dei prossimi governi su tutti i livelli, locali e anche regionali. E passiamo alla cronaca. Un individuo di 47 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria e dagli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì per un furto di materiale ferroso, tra cui cavi di rame, avvenuto presso la stazione di Castrofilippo. Gli agenti si sono insospettiti per l'allarme scattato e grazie a un accurato controllo e ai filmati di videosorveglianza hanno individuato il colpevole. Il servizio. La Polizia Ferroviaria di Agrigento e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canicattì hanno denunciato all'autorità giudiziaria un uomo di 47 anni, originario della provincia di Agrigento, per il reato di furto aggravato di materiale ferroso commesso ai danni dell'infrastruttura ferroviaria. In particolare, a seguito dell'allarme scattato nella stazione ferroviaria di Castrofilippo, gli agenti del commissariato si sono recati sul posto dove non vi era nessuno, notando tuttavia la presenza di alcuni cavi elettrici scoperti inseriti in alcune canaline mancanti di copertura. Ripresa la vigilanza sul territorio, la stessa pattuglia ha notato transitare in prossimità del suddetto scalo un autocarro condotto da un noto pluripregiudicato dedito alla raccolta di metalli. Gli agenti insospettiti hanno fermato il mezzo, rinvenendo nel cassone 5 canalette in metallo simili a quelle mancanti lungo la linea ferroviaria. Grazie così alla successiva visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente sul luogo del furto, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Agrigento e del Commissariato di Canicattì hanno così ricostruito con assoluta certezza l'episodio delittuoso, denunciando il 47enne in questione. A 25 anni Punta Bianca nell'Agrigentino attende di essere dichiarata ancora riserva naturale. Dentro quest'area vi è un'ex caserma della Guardia di Finanza che potrebbe essere ripristinata e utilizzata per finalità legate alla fruizione dell'area. Invece dal 1968 l'edificio in questione è abbandonato a se stesso, senza alcuna manutenzione e senza alcuna guardiania. Tutto ciò ha provocato diversi crolli, il soffitto è venuto giù ed anche alcune pietre della muratura esterna si sono staccate. Nei giorni scorsi qualcuno è anche entrato nella casa e ha ulteriormente vandalizzato, provocando il crollo della scala interna. La denuncia arriva da Mare Amico e Mare Vivo, che in attesa dell'istituzione della riserva naturale da parte della regione siciliana chiedono di aver affidato in comodato d'uso l'edificio per accelerare la messa in sicurezza e la sua ricostruzione prima che sia troppo tardi. Sono necessari significativi e urgenti gli interventi di consolidamento, di ricostruzione e di restauro che mirino alla conservazione dello stabile, spiegano così le due associazioni. Ora diamo la linea alla regia per i consigli sugli acquisti. E 30 anni senza Libero Grassi, SOS Impresa, l'impegno contro il pizzo va rilanciato. Ancora oggi purtroppo un consistente numero di commercianti e imprenditori continua ad essere assoggettato a Cosa Nostra.
Va subito al cuore della questione Salvatore De Luca, il procuratore aggiunto che coordina la sezione Palermo della direzione distrettuale antimafia. 30 anni dopo l'omicidio di Libero Grassi, la racket delle estorsioni resta una drammatica realtà. Anche se tante cose sono enormemente cambiate, dice il magistrato, grazie anche all'eroico sacrificio di Libero Grassi, che si rifiutò di pagare il pizzo, oggi lo Stato è vicino agli operatori economici e particolarmente attento. Inoltre vi sono delle crepe vistose nel muro di omertà. Cosa Nostra si preoccupa, ma ancora in tanti pagano il pizzo. L'ultima indagine sul mandamento mafioso di Ciaculli, scattata a luglio, ha chiamato in causa addirittura una cinquantina di commercianti della zona di Roccella. Le intercettazioni dicono che nessuno aveva denunciato. 30 anni, quelli che ci separano dall'assassinio di Libero Grassi, sono un arco di tempo che impone una riflessione sullo stato della lotta alla mafia, su quello che è stato compiuto in questo periodo, sui passi in avanti prodotti e su quanto invece ancora necessita di essere fatto. Nonostante il fenomeno delle estorsioni resti presente, grazie al lavoro di forze dell'ordine, ai magistrati e alla rete di consumo critico a Dio Pizzo, si è creata un'alternativa alla condizione, per tanto tempo ineluttabile, di tacere e pagare. Oggi la scelta di opporsi, oltre ad essere possibile, non ha nemmeno bisogno del clamore a cui fu costretto suo malgrado Libero Grassi a Palermo negli ultimi 17 anni, ovvero dalla nascita di Dio Pizzo in quel giugno 2004. In centinaia tra imprenditori e commercianti vessati dalla mafia hanno trovato la forza e il coraggio di denunciare. Tuttavia per alcune vittime oggi la partita decisiva non si gioca tanto sul terreno della scelta di denunciare quanto sulla possibilità di continuare il proprio lavoro senza conseguenze in termini di isolamento. Su questo tema è importante sottolinearlo, c'è ancora molta strada da fare sul piano del coinvolgimento sia del tessuto sociale che delle associazioni, dei datori di lavoro, degli istituti di credito e della politica. Quello che in questo momento di pandemia più preoccupa non è solo la recrudescenza dell'usura e del condizionamento mafioso ai danni di imprese e famiglie in difficoltà. Quello che più inquieta è che i vuoti opportunamente creati dall'azione repressiva possano in questo periodo drammatico diventare voragini se non si investe sul lavoro, politiche sociali e non ultimo su quella qualità del consenso di cui parlava lo stesso Libero Grassi, che sosteneva la necessità di mettere al bando la cattiva raccolta di voti per promuovere buone leggi e buon governo. Per questa ragione, a 30 anni dalla morte di Libero Grassi, è convinzione della stessa associazione Dio Pizzo che non sia più sufficiente a supportare chi denuncia, ma occorre che le associazioni anti-racket vadano oltre. Diventa decisivo in questo frangente orientare strategie e azioni per facilitare l'accesso ai diritti fondamentali e ridurre le condizioni di povertà e ingiustizia che contribuiscono ad alimentare fenomeni criminali e di illegalità diffusa. E dunque mafia o sviluppo? Siamo a un momento di svolta nel nostro paese in cui la lotta alle mafie può essere decisiva se rilanciata nella direzione di superare le disuguaglianze, la crisi sociale ed economica aggravatasi con la pandemia. Dipende da noi, dipende da che parte vorremmo stare, consapevoli che non prendendo posizione staremo schierati dalla parte degli interessi di Cosa Nostra e delle sue logiche predatori e criminali. Alcuni operatori economici mantengono una posizione ambigua nei confronti di Cosa Nostra, da un lato di vittime e dunque pagano. Intanto però sono anche conniventi e spesso chiedono dei servizi all'organizzazione, recupero di crediti, risoluzione di controversie. Sono passati 30 anni dall'assassinio di Libero Grassi, ancora una volta ricordiamo il coraggio e l'amore per la libertà e la dignità che portò un imprenditore siciliano a Palermo a dire no al pizzo, alla corruzione e alla mafia con coraggio e determinazione. Lo scrive in una nota SOS Impresa Rete per la Legalità che alla vigilia della commemorazione di Libero Grassi rilancia l'impegno al fianco di chi decide di liberarsi dalla morsa criminale. Il sacrificio di Libero Grassi non fu inutile, perché da quella tragica mattina del 29 agosto del 91 è nato un movimento anti-racket che ha cambiato il corso della lotta alla mafia. Così ancora Luigi Cuomo, presidente nazionale di SOS Impresa Rete per la Legalità PS. La scelta di Libero Grassi di pubblicare il 10 gennaio del 91 sul Giornale di Sicilia la lettera con la quale si rivolse direttamente ai suoi estorsori, aggiunge Giuseppe Scandurra, vicepresidente nazionale di SOS Impresa, ancora oggi è da monito per quanti subiscono passivamente la sottomissione mafiosa senza ribellarsi o collaborare con le forze dell'ordine e la magistratura, che con il contributo della collaborazione delle vittime possono arginare la violenza estorsiva delle famiglie mafiose, liberando pezzi importanti di economia dal condizionamento e dall'infiltrazione criminale.
Un successo straordinario in termini di numeri in un periodo dell'anno che non offriva certezze alla ripresa del turismo per la nostra Valle dei Templi. Tra le varie iniziative teatrali, quella di Gaetano Aronica e Non temere il domani, una traversata sul Mediterraneo attraverso le debolezze e le aspirazioni dell'umanità. Ultimo spettacolo all'alba di domenica 29 agosto alle 5 del mattino. Un successo straordinario in termini di numeri in un periodo dell'anno che non offriva certezze alla ripresa del turismo. Eppure in questa seconda estate post-Covid la Valle dei Templi di Agrigento ha conquistato uno dei primi posti tra i siti della cultura più visitati in Italia e in Europa e di sicuro il primo in Sicilia, la regione italiana che ha accolto in assoluto più turisti italiani e stranieri. Tra le varie iniziative teatrali, quello di Gaetano Aronica e Non temere il domani, una traversata sul Mediterraneo attraverso le debolezze e le aspirazioni dell'umanità. Qualcuno di voi sa dirmi cos'è un veleno? Terrore nel vederli personificati nei fantasmi della notte. Liberazione del male dissimulata fra le candide vesti dell'angelo sterminatore. La dosis venenum facit, nil sine venenum est. Tu non sei degno di te stesso, Mozart. Allora è buono. Mi commise un requiem e scompare. Io mi vergogno a confessarlo. Addio. Mio fratello si chiamava Wolfgang Amadeus Mozart. È morto per mano di Salieri. Sia egli maledetto. Questo cavo cresceva come un favo. Allora, ai confini del mondo, in quello che adesso è la magnifica Valle dei Templi. Di raso scenderà un po' di senno. Io da qui posso comandare il mondo. A me tutto obbedisce. Io sono al di sopra di ogni voglia umana. Fremito e calore. Non è paura, ma mi stringe il cuore un certo sconosciuto sentimento. Per te si ammazzeranno, pure quando il bel tempo andrà e ti diranno vecchia. E di te cosa sarà? E di noi? Ma che discorso è questo? Facit, nil, sine venenum est, sola dosis venenum facit, nil. Udire la mia la vostra voce. Da lontano, con venerazione, vi ammiro silenzioso. Io vi riceverò, ma a sera tarda. E non vedo nessuno da quel giorno. Angelo siete, dolcissima Signora. Di contro, esser da voi baciato in ogni modo. Dunque non mi odiate. Come potreste farmi offesa? Io non vi conoscevo. Non ho nemici. Dov'è il pugnale? Ecco il mio petto. Don Diego, che dite? Non sono Diego. Tutto pare cambiato. E per la prima volta credo d'amare. Ve ne sono grato. Baciato in ogni modo. Se fossi folle,
Non mi vedreste in silenzio soffrire. Presentato il nuovo libro di Tregor Russo, Le ferite dell'essere, sentiamo in merito lo stesso scrittore. Tregor Russo, scrittore, presenta qui a TVA il suo nuovo libro. Parliamone, da cosa ne scaturisce l'ispirazione e quali sono le cose interessanti da trarre da questo scritto. Allora, il mio terzo libro è stato pubblicato sabato 20 agosto per tutto il territorio nazionale dalla Melcart Communication di Sciacca. È il mio terzo libro in carriera dal titolo Le ferite dell'essere. È un libro che ha l'intento di andare a parlare di tutto ciò che riguarda il mondo all'interno della nostra anima. È un viaggio trascendentale che va a esplorare i percorsi del sé, dell'io. Ho avuto questo forte desiderio di scrivere un libro che andasse a spiegare tutto quello che noi abbiamo all'interno della nostra anima, un percorso costellato di esperienze che si sono accavallate durante la mia esistenza e poi con l'arte della scrittura andando a cercare di trovare quei percorsi nell'andare a spiegare quali sono quelle sensazioni che rendono la nostra vita in un certo senso anche attraverso le difficoltà, quindi si fa in modo di andare a spiegare quello che è questo libro, Le ferite dell'essere, ossia un percorso che noi durante la nostra esistenza, tra la nascita e la morte, affrontiamo per cercare di capire appunto da dove veniamo e dove possiamo poi arrivare. Quindi ha molto di introspettivo questo suo scritto. Sì, è un libro introspettivo perché appunto parla della saggistica e della filosofia. È un libro che può leggerlo chiunque, dai bambini anche alle persone di una certa veneranda età, si lascia leggere piacevolmente e soprattutto le parole hanno quel tocco di artistico che danno la curiosità nel continuare sempre di pagina in pagina di scoprire quello che è l'evoluzione nell'arte della saggezza e quindi un'evoluzione per continuare anche a conoscersi, un modo per capire, per riflettere su quello che è la vita, il percorso che ognuno intraprende durante la propria esistenza. E le ferite dell'essere soprattutto vedono anche la parte più recondita del nostro io, la saggezza, quindi va a vedere anche una parte di quello che noi abbiamo vissuto tramite la tristezza, la malinconia, la solitudine, che sono quei tre elementi che danno la possibilità di poter arrivare alla maturità. E ovviamente poi questa cosa tramite le ferite dell'essere è un libro che consiglio di leggere a tutti perché può essere anche un ottimo compagno di viaggio, anche un ottimo compagno di vita, perché in base a quello che sta succedendo nei giorni nostri, anche con la globalizzazione che sta portando un po' tutti a chiudersi in se stessi e a immaginarsi, invece la lettura del libro ci si può anche aprire verso un universo. Il centro Renato Guttuso si spende per Emergency con uno spettacolo di cabaret con gli attori siciliani Toti e Totino al fine di raccogliere i fondi necessari al sostegno dell'associazione del Fuggi Nostrada, fondatore della Ollus, recentemente scomparso. Lo spettacolo di raccolta fondi si svolgerà il prossimo 5 settembre al Teatro di Giunone alla Valle dei Templi. Il Centro Culturale Renato Guttuso si spende per Emergency con uno spettacolo di cabaret di beneficenza con Toti e Totino, noti attori siciliani, al fine di raccogliere i fondi necessari al sostegno dell'associazione del Fuggi Nostrada, fondatore della Onlus, recentemente scomparso. Lo spettacolo di raccolta fondi si svolgerà il prossimo 5 settembre al Teatro della Valle Tempio di Giunone. L'iniziativa, voluta dalla Presidente e dai soci del Centro Culturale Renato Guttuso, Lina Urso Gucciardino, che recentemente in occasione della consegna del premio Mimosa d'Oro a Rossella Miccio, Presidente di Emergency, aveva annunciato forme di solidarietà in loro favore.
Il costo del biglietto sarà di 10 euro devoluto alla Onlus. Per l'ingresso al Tempio di Giunone saranno ovviamente rispettate le misure anti-Covid, essere in regola con il Green Pass o aver effettuato il tampone. C'è posta per te. Grazie. Prego. Un attimo soltanto che dobbiamo leggere la cartolina. Non ci posso credere. Leggi. Allora, ascoltate. Ritorniamo all'epoca antica. Allora. Siamo al Tempio di Giunone. Sì, ma no, che vecchio. Sì, no, ma ti dico no, di sì. Non è quello. Allora. Prenderemo la macchina del tempo, veniamo al Tempio di Giunone. Che si trova, sapete dove? Agrigento. Ad Agrigento. E chi organizza il centro culturale Renato Guttuso. Che quando parlava era così, perché Renato Guttuso, che è di Bagheria, va a organizzare ad Agrigento. Vedi cosa va a Allora, il 5 settembre alle 20:30 sì. Al teatro Tempio di Giunone dovete venire perché ci sono loro. Attenzione, dovete venire poi con Green Pass e il tampone. Vaccinati, tamponati, ma non tamponati chi macchina, no, tamponati. Signori, è uno spettacolo di beneficenza. Dai, sì, si pagano 10 euro, dobbiamo aiutare tante persone. Dobbiamo farlo. Non lo fate per noi. Noi lo stiamo facendo a casa. Con permesso. Tempio di Giunone. Liberamente. Giunone. Su? Sì. Io me ne sento. Arrivederci. Buonasera. Giù. E a Piazza Armerina è morta la donna più longeva d'Italia, il servizio. La Sicilia perde la donna più longeva. Si è spenta nelle scorse ore nonna Maria Oliva. Aveva 112 anni. La nonnina, chiamata dagli amici Marietta, ed abitava a Piazza Armerina, borgo medievale in provincia di Enna. Nonna Marietta era nata il 16 aprile del 1908. Gli ultimi 2 compleanni purtroppo non sono stati festeggiati con cerimonie in grande stile, a causa dell'emergenza sanitaria. Ha avuto 5 figli e 58 tra nipoti e pronipoti. Il segreto della longevità, ha fatto sapere la nonnina siciliana, è l'alimentazione, caratterizzata quasi totalmente dalle verdure raccolte nelle campagne dell'Ennese. Con nonna Marietta va via anche un'importante memoria storica. La nonnina ricordava in maniera lucida molti momenti della sua infanzia e della sua giovinezza. Mio compleanno, mi rallegra una regina che pure è bella, non penala fra divina rosa nata. E brava nonna! Passiamo agli avvenimenti agonistici. Per lo sport domani si fa sul serio, al via la prima gara dell'Acragas con il Castel Termini, valida per la Coppa Italia, il servizio del collega Carmelo Lentini. Vigilia di grande attesa per le gare di andata di Coppa Italia di eccellenza. Allo Stadio Seneto si gioca Acragas Castel Termini, mentre sul neutro di Ravanusa è in programma l'altro derby agrigentino tra Canicattì e Profavara. Per quanto riguarda le altre gare relative al girone A, si giocano Cus Palermo, Parma Valle ed Enna Nissa. Invece, ritornando alla sfida del Seneto, i rispettivi mister Giuseppe Anastasi e Pino La Bianca manderanno in campo la migliore formazione possibile. L'Acragas dovrebbe affidarsi all'11 che di recente ha superato in amichevole Villarosa, compreso l'attaccante Campino uscito per un piccolo problema di poco conto. Si potrebbero vedere all'opera anche parzialmente gli ultimi arrivati in casa biancazzurra, e cioè Giampaolo Tuniz, friulano difensore originario di Udine classe 95, ex Lions in Serie D, che può giocare sia nel ruolo di terzino sinistro che sulla fascia destra. E infine anche il giovane attaccante Giulio Pardo, classe 2002, originario di Palermo, prelevato dal Castrovillari squadra di Serie D. Acragas Castel Termini sarà diretta da Salvatore Azzolina di Caltanissetta con assistenti Francesco Conti di Enna e Filippo Luca Scannella di Caltanissetta. Per quanto riguarda l'altro derby agrigentino Canicattì Profavara in programma al Saraceno di Ravanusa, i rispettivi tecnici Bonfatto e Pensabene possono contare su tutti i giocatori disponibili, compresi gli ultimi arrivati. Questa interessante sfida è stata affidata a Fabio Caruso di Palermo con assistenti Francesco Di Venti e Marco Riccobene di Enna.
Tutte le gare di Coppa Italia di andata di eccellenza avranno inizio alle ore 16, mentre quelle di ritorno a campo invertite si disputeranno domenica 5 settembre. Ed ricordiamo, occorrerà presentare oltre al biglietto elettronico nominativo anche il Green Pass, che dovrà essere controllato dagli steward tramite verifica elettronica del QR code cartaceo oppure su Apple. Ma io sicuramente troveremo una squadra gagliarda, una squadra, almeno per quello che mi dicono, fatta da giovani, e quindi sono uno che per i giovani vota sempre in maniera positiva, quindi dobbiamo stare attenti a una formazione che darà l'anima per vincere una partita. Che importanza darete alla Coppa Italia? No, per me tutte le gare, anche la partita amichevole, per me sono partite tutte importanti, quindi non ci saranno né scusanti né scuse né alibi da parte nostra, quindi dovremmo andare in campo concentrati, umili, con grande umiltà, che affrontiamo una squadra che comunque milita nel campionato di eccellenza come l'Agracas, quindi non c'è una partenza in più rispetto a un'altra. Bene, questo è tutto per l'informazione di TV Notizie, arrivederci al prossimo appuntamento.